Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci pronti, nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana con Direttamente. Oggi ci occuperemo di territorio e cultura, quanto la cultura riesce a trainare l'economia del territorio. Spesso si dice che con la cultura non si mangia, eppure gli eventi creati dalla cultura riescono a trainare i turisti, riescono a trainare i viaggiatori, riescono a far conoscere un luogo e quindi a far ritornare le persone. E ancora, quando noi parliamo di economia della cultura, pensiamo solo ad un'economia fatta di sviluppo che ci porti poi dei soldi, o pensiamo anche ad una economia di sviluppo intellettivo, pensiamo ai più giovani, ad una economia della conoscenza. Quanto ancora l'economia della conoscenza è importante per i nostri territori e quanto le amministrazioni locali puntano su questo. Sono domande che alle quali cercheremo di dare una risposta con gli ospiti studio, che vado subito a presentarvi, anche perché a Crosia, siamo sullo Ionio Cosentino, si sta da un po' di tempo, è la quarta edizione, si sta sperimentando proprio un percorso culturale. Quali frutti ci sono stati in questi anni? Ribadisco, per STEP chiediamo e otteniamo delle risposte. Grazie per essere con noi ad Antonio Iapichino, lui è un sociologo ed è anche un collega giornalista. Grazie per aver accettato il nostro invito a Graziella Guido, che è qui con noi. Lei è assessora alla cultura del Comune di Crosia. Allora, cominciamo da Antonio Iachipino. Dicevamo cultura e sviluppo, cultura ed economia, cultura e valorizzazione di un luogo. Sono solo parole vuote o sono parole che si possono veramente concretizzare legando delle evidenze ai territori? Allora, buonasera, grazie per l'invito, per la partecipazione a questa interessante trasmissione Direttamente, che ci consente veramente di far veicolare quella che è la cultura intesa nel senso più ampio del termine. Di cultura non si mangia, dicevi prima, ci diamo del tu da colleghi, ce lo diciamo dietro le quinte, quindi ci diamo del tu anche davanti alle telecamere. Non si mangia, la cultura però va considerata, va presa nella massima considerazione, perché attraverso la cultura veramente c'è la possibilità di crescere sotto tutti i punti di vista. E facciamo riferimento per esempio ai bambini, ai ragazzi, alle nuove generazioni. Se noi creiamo fra i ragazzi una cultura diversa, una cultura innovativa, una cultura capace di affrontare quelle che sono le problematiche, allora probabilmente avremo la capacità di migliorare quelle che sono le condizioni oggettive che una comunità sociale oggi vive. Che cosa intendi per condizioni oggettive? Perché spesso si pensa alla cultura come qualcosa di poco concreto, di poco aderente alla realtà. Probabilmente allora proprio a livello ideologico, non solo nella nostra realtà territoriale. Quando parlo di territorio parlo in Calabria, ma anche a livello nazionale. Quando si parla di cultura si considera come un campo probabilmente passivo. Dice, la cultura non produce, a differenza per esempio di altri settori. I lavori pubblici, vedi un ponte realizzare, vedi una strada che è stata realizzata. La cultura invece è un processo educativo e formativo che va nel breve, ma soprattutto nel medio e lungo periodo. Ma noi dobbiamo investire oggi per migliorare le condizioni del domani. Se così facciamo, allora probabilmente pian pianino riusciamo ad avere far passare il concetto di infrastruttura immateriale, no? Perché poi in realtà questo è la cultura. È difficile già quando si ha a che fare con
con le varie istituzioni, ma anche con persone che magari potrebbero o dovrebbero essere attente a questa tematica. E c'è bisogno di fare uno sforzo forte da parte di tutti, creare un'azione sinergica fra le varie istituzioni, fra le varie agenzie educative, e quindi parliamo della scuola, parliamo delle famiglie, parliamo del comune, perché il comune comunque è l'ente più vicino, è l'istituzione più vicina ai cittadini, parliamo della Chiesa, ma anche, attenzione, io faccio spesso questo riferimento, anche di quelle strutture che sono deputate non già a fare cultura, ma sono deputate invece a perfezionare una eventuale forma artistica nei confronti, per esempio, di un bambino, di un ragazzo. Faccio un esempio pratico. Una scuola di musica, una scuola di danza, una palestra. All'interno di queste strutture i bambini, i ragazzini trascorrono tante ore. Anche lì si fa cultura, perché lì comunque vengono, come dire, vengono realizzate delle attività, ma si lanciano dei messaggi, quindi si fa un'azione educativa e un'azione formativa. E allora, se noi riusciamo a mettere insieme tutte queste agenzie educative, probabilmente finalizzate a un determinato scopo, quello cioè di creare i presupposti di crescita di delle nuove generazioni, probabilmente tutti insieme riusciamo a fare dei passetti in avanti, altrimenti da soli e soprattutto con il cosiddetto campanilismo non andiamo da nessuna parte. Quindi bisogna anche sdoganare, no? Ed è il termine forse più appropriato, certo. Alcuni settori che fino a ieri non consideravamo, no? Io infatti lo faccio sistematicamente e quotidianamente. L'assessore ben conosce il mio modo di lavorare. Io sono un sociologo della comunicazione, il mio studio professionale, uno studio di sociologia, di comunicazione, cerca di fare rete, fa gruppo con tutti, le porte sono aperte a tutti, che ben vengano tutte le persone, che ben vengano tutti gli organismi per cercare di lavorare e lavorare insieme per il bene del territorio. Io parto da qui. Come? Attraverso questi progetti e percorsi di carattere culturale. Progetti e percorsi, quindi significa non iniziative sporadiche, significa impegno costante nel tempo, perché a volte succede anche questo, che insomma, grandi iniziative che però lasciano il tempo che trovano perché hanno il tempo ristretto, finiscono, Rosalba, nascono e finiscono. Io sono convinto di una cosa, che ogni azione va pianificata secondo determinati canoni, con professionalità. Bisogna lavorare secondo degli standard qualitativamente validi, con professionalità. Cioè non bisogna fare le cose tanto per farle, in maniera sporadica, a pioggia. Però succede, ce lo dobbiamo dire, succede, a volte succede. Io sto parlando di un'azione formativa, e un'azione educativa. Io infatti le attività che di solito creo, conduco, le faccio in partenariato, quindi il piacere anche della condivisione, però secondo determinati standard. Quindi questo è un modello da applicare, no? Chiaramente a Crozia c'è questo modello che può essere anche applicato in altre realtà. Assolutamente l'idea della cultura che può produrre anche sviluppo sta nel progetto da applicare, nelle sinergie che abbiamo detto, in modo da far sì che un progetto sia rappresentativo di tutte le realtà del territorio. Allora, Assessore, un comune come si rapporta rispetto alla cultura? Noi pensiamo sempre al comune come all'ente in cui spesso si bussa per, ripeto, le strade, per l'acqua, per i servizi primari. Quindi rispetto alla cultura di solito le risorse sono sempre risicate. Come si fa? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio per averci ospitato qui presso il vostro network. Allora, per rispondere subito alla domanda, ricollegandomi pure a quello di cui si parlava prima, allora, sono profondamente convinta che la crescita culturale è direttamente proporzionale alla crescita economica, perché una crescita culturale
che viene fuori, ecco, dall'informazione, dalla lettura e da tutto ciò che può fare sviluppare in noi il senso critico per la realtà, ecco, che ci circonda, sicuramente produce nuove idee, nuove iniziative che possono poi avere una ricaduta positiva su un territorio. Per quanto riguarda l'attività di un amministratore, io in particolare ho la delega all'istruzione e alla cultura, così come anche quella al bilancio, quindi parlando di risorse, come anche al bilancio e alle politiche sociali. Un comune, anche se piccolo, anche se con problematiche pesanti, può comunque fare cultura, perché spesso con la cultura non si mangia, ma a volte non costa neanche tanto fare cultura, perché basta sedersi intorno a un tavolo e, come diceva poc'anzi il dottore Iapichino, creare una rete, creare confronto, scegliere un argomento che sia attuale e da contestualizzare all'interno di quelle che sono le problematiche territoriali, e già si fa cultura. Da quando ci siamo insediati ho sempre avuto la delega a all'assessorato appunto alla cultura e anche all'istruzione, e sin da subito ho capito la valenza anche che potesse avere ecco, lo stimolo datomi dal dottore Iapichino. E infatti lui da sempre, anche con la rassegna che abbiamo messo in atto il libro Mio Amico, che nasce appunto da una sua idea ma che ho da subito sposata, da subito mi sono resa conto che fare cultura, creare cultura potesse essere la chiave di volta. Quindi lei per dice, creare un rinnovamento. lei dice, ribaltiamo il paradigma, con la cultura si mangia, se programmata, se c'è il disegno e anche l'intenzione, quindi è un intento preciso dell'amministrazione puntare su un settore anziché su un altro, quindi a Crosia si è fatta questa scelta. Ma in realtà il punto è questo: non è vero che i cittadini bussano soltanto per avere la riparazione di una buca o di una strada o cose similari, ma molte persone hanno bussato invece per mettere in campo iniziative, e le persone che hanno bussato sono davvero tante. Allora qual è, a mio avviso, il compito principale di un assessore, di un amministratore con delega alla cultura? È innanzitutto quella di riuscire a capire qual è la valenza dei progetti presentati, riuscire a stimolare il cittadino a metterne in campo di positivi e propositivi e cercare di aiutarlo e stimolarlo in questo. All'inizio, quando il dottore Iapichino si era rivolto a me con alcuni progetti, e là non abbiamo pensato soltanto all'aspetto economico, abbiamo pensato al riscontro positivo che invece avrebbe potuto avere sulla comunità, e in base a questo ci siamo veramente impegnati tanto per cercare di reperire risorse, di creare la rete per poter mettere in campo le iniziative. E devo dire che oggi, a distanza di 4 anni, quell'atteggiamento lungimirante che si proietta appunto... A suo giudizio, ecco, lei ha detto c'è tanto entusiasmo, perché poi alla rassegna ci arriveremo, c'è tanto entusiasmo, tanta iniziativa da parte dei cittadini, no? È una cosa importante, no? Anche trovare il riscontro con l'ascolto da parte di un'amministrazione, che poi significa anche far vivere il territorio, no? Allora, la domanda è: quanto radicamento sul territorio creano queste iniziative? E ancora, rispetto ad una rassegna culturale, c'è bisogno anche di una educazione, ad esempio alla presentazione di un libro che nel tempo magari è cresciuta perché ci si è abituati all'ascolto, ma forse all'inizio non era così? No, sicuramente dal 2014, dal momento in cui ho iniziato a vivere questa esperienza da amministratore, le cose almeno nel mio comune non funzionavano assolutamente così. Anzi, diciamo che di iniziative ce n'erano veramente poche, la gente era veramente disinteressata a quella che era l'attività
amministrativa e istituzionale proprio a 360 gradi, oggi invece c'è un attaccamento diverso, si inizia a insinuare proprio nelle persone l'idea che l'istituzione c'è ed è presente ed è là per rispondere a delle esigenze. Per quanto riguarda le iniziative culturali in particolare, come dicevamo poc'anzi, l'importante è pianificare, non gettare delle iniziative così tanto per, ma seguire un disegno. Diciamo che il nostro disegno principale è stato anche quello di creare un'identità culturale e proprio un'identità di comunità proprio nel nostro territorio. Crosia è un paese formato da una parte che sono gli abitanti originari di Crosia e tutta una frazione ormai grandissima, ecco perché a volte si identifica il nostro comune come Mirto e non come Crosia, perché c'è una gran parte di cittadini oriundi che provengono dai paesi limitrofi e quindi da subito si è evidenziato che c'era un forte scollegamento tra la frazione e quello che era il paese originario. Quindi da subito si sono messe in campo anche iniziative culturali attraverso la presentazione di libri o attraverso anche la presentazione di libri che riguardassero proprio le origini del nostro comune, che vengono poi ripetute a cadenze semestrali o annuali, attraverso le quali cerchiamo anche di creare un'identità di cittadinanza e di appartenenza. Quindi raccontare, lei dice, il territorio agli stessi cittadini che non lo conoscono, no? C'è anche un questo, obiettivo importante. Sì, anche questo tra i tanti obiettivi. Ovviamente anche cercare di avvicinare i giovani a quella che è l'attività amministrativa. Oggigiorno penso che la maggior parte delle persone, dei cittadini proprio del mondo, ma in particolare ecco, italiani, sono un po' lontani, no? Ormai dalla politica, proprio perché non ci si crede più. Nel mio paese sta accadendo un poco la cosa inversa, nel senso che sempre di più sono i giovani che si avvicinano alle nostre iniziative. Quindi nel corso di questi 4 anni ho potuto constatare che se ci si impegna, se si mettono in campo idee buone, se queste idee buone sono programmate e ripetute nel tempo, gettando un semino alla volta, col tempo si riescono a raccogliere anche i frutti. Oggigiorno diciamo che alle manifestazioni che mettiamo in campo c'è sempre più partecipazione durante tutto il periodo, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Diciamo che le nostre manifestazioni attualmente sono molto seguite anche dai giovani. Quindi continuità, mi sembra la No, parola continuità, ma io d'ordine. aggiungerei alla continuità aggiungerei la sinergia. Perché se non facciamo rete, non facciamo gruppo, non si va da nessuna parte. A proposito di sinergia, perché continuità e sinergia, mi sembra, no, la rete è importantissima. L'assessore Antonio parlava di identità riscoperta, identità da riconoscere, identità conosciuta, insomma una riscoperta dell'orgoglio dell'identità, che è una cosa molto bella, no? Però io a te chiedo, è qualcosa che siete riusciti a comunicare anche al territorio circostante, cioè questo lavoro che è partito da Crosia all'interno, no? E che ha portato a degli obiettivi, al raggiungimento degli obiettivi, poi è riuscito ad andare oltre, a fare sinergia, visto che è una parola a te così cara, anche con i paesi limitrofi, con il territorio, con la provincia stessa di Cosenza, visto che siamo in questa provincia. Sì, dici bene, è così, nel senso che Crosia in realtà sta diventando pian pianino, pur essendo una piccola media comunità sociale, sta diventando centro propulsore del nostro territorio. Per le cose belle, importanti e interessanti che sistematicamente si realizzano. Io sono innamorato del mio paese, partiamo da qui. Come tutti i calabresi siamo molto arroccati. E quindi sono arroccato a Crosia, a Mirto, per cui io sponsorizzo il mio paese.
però lavoro un po' in tutto il territorio. Ti interrompo solo per dire che la nostra trasmissione serve anche a questo, a dare voce Certo. a tutti i territori, perché la Calabria è E una far terra conoscere- ricchissima, e far conoscere la realtà è una terra territoriale. ricchissima di storia, di intraprendenza anche nelle iniziative. Ah, ma per questo comunque ti faccio un plauso, perché comunque che ben vengano queste trasmissioni come direttamente, egregiamente condotte da un'ottima giornalista come te. No, perché vengono condotte bene, però quello che dicevo, io sponsorizzo il mio paese, ma lavoro un po' in tutto il territorio e creo l'azione sinergica nella realtà territoriale, quindi vengo alla tua domanda, perché c'è entusiasmo, è un entusiasmo vivo a livello socio-culturale, tant'è che tante iniziative si realizzano proprio su Mirto e le persone anche di centri più grossi dei paesi viciniori arrivano a Mirto per partecipare, frequentare a determinate iniziative di carattere socio-culturale. Le risorse a cui faceva riferimento l'assessore non sono soltanto risorse di tipo economico, non solo risorse materiali, ma sono anche risorse umane, cioè l'opportunità, la possibilità di mettere insieme attorno a un tavolo tante persone capaci di vederla allo stesso modo, con le medesime finalità, cioè quelle di migliorare le condizioni oggettive del nostro paese, della nostra comunità sociale. E questa è una cosa molto difficile in una terra ammalata di individualismo, quindi insomma Poi veramente è chiaro, si c'è il fa un dibattito passo in avanti. politico, c'è il dibattito di carattere sportivo, ovviamente ci sono le le varie sfaccettature, vedute, certo. le varie sfaccettature, però per quanto riguarda l'aspetto culturale, Corosia sta lavorando, sta operando bene. Ci sono dei sodalizi che vanno avanti da oltre 50 anni, e comunque continuano a restare capisaldi della cultura territoriale. Allora, visto che funziona così bene, questa insomma è una domanda o forse una provocazione che mi piace lanciare ad entrambi, è una bella discussione viva ed è giusto, no? Arrivare fino in fondo. Avete mai pensato a storicizzare gli eventi chiedendo alla Regione, no, il sostegno? Perché ci sono gli eventi storicizzati dalla Regione, anche perché questo consentirebbe forse di dare anche delle risposte in termini di collaborazione. Corosia è un paese insomma abbastanza lontano dai capoluoghi, quindi magari creare anche delle piccole occasioni di lavoro e frenare l'emigrazione che tra i ragazzi che tanto vi stanno cari c'è. Sì, Comincio con te, poi andiamo e poi con all'assessore. l'assessore, sì? Ci sono degli eventi che vanno avanti da diversi anni. A Corosia, per esempio, durante il periodo estivo abbiamo Are Murata. Are Murata significa fare rumore, cioè vivere l'antico borgo, vivere il centro storico durante tutta una notte, quindi con 10-15 punti di riferimento, con le varie forme artistiche, le più disparate all'interno della cittadina, del borgo antico di Corosia. Allora, su questa iniziativa poi ci ritorniamo, c'è la pubblicità, ci fermiamo, subito dopo diremo se questi eventi hanno avuto o meno l'interesse regionale. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Direttamente, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di territori e cultura, come la cultura può essere traino per lo sviluppo del territorio. Ci sono delle belle iniziative, ad esempio a Corosia, ed è il caso di cui ci stiamo occupando, siamo sullo Ionio Cosentino, si lavora programmando, si lavora in sinergia. Ne stiamo parlando con due ospiti studio, ve lo ricordo, l'assessore alla cultura del comune di Corosia, Graziella Guido, e con Antonio Iachipino, che è sociologo. Iachipino, sì, che è sociologo e giornalista. Allora, lui ha un cognome insomma su cui spesso si incespica, però devo dire che poi invece è una persona di grande valenza e mette l'anima e il cuore, l'impegno nelle cose che fa. Si parlava prima della pausa pubblicitaria anche di come storicizzare gli eventi, perché un evento storicizzato magari
sostenuto anche dalla Regione Calabria, diventa davvero veicolo diventa volano e veicolo di sviluppo per un territorio. Antonio ci stava raccontando di una manifestazione estiva. Sì, no? è una manifestazione che va avanti da tanti anni, è di carattere socio-ricreativa, culturale. Che accoglie tanta gente. Quindi questa remurata, voglio dire, ha ottenuto o no l'appoggio della Regione Calabria? È solicizzata come evento, quindi voi avete già... Sì, è stata già richiesta la sollecitazione. È stata richiesta, ma ancora non è stata approvata? Non è stata ancora approvata, però ci siamo, perché anche per la sollecitazione degli eventi si richiedono molte edizioni, quindi non bastano 3-4 edizioni, ma ce ne vogliono, sono oltre 10 edizioni. Ci spiega bene, Assessore, cosa questo riconoscimento, che salto di qualità potrebbe far fare a questa iniziativa e al territorio? Sarebbe un riconoscimento molto importante, perché da ciò scaturirebbe anche un aiuto finanziario per poter potenziare il tipo di manifestazione che si mette in atto. Quindi storicizzare un evento significherebbe poter attingere a dei fondi che permettono di migliorare la sicurezza della manifestazione, poter introdurre spettacoli di una maggiore qualità, poter preventivare anche, pensare all'inserimento di altri eventi all'interno della stessa manifestazione che la renderebbero ancora più di attrattiva. Si parlava prima della remurata, che diciamo che è l'unica che al momento avrebbe i requisiti come manifestazione, perché già ad un'edizione molto avanzata e richiama sul territorio molti visitatori. L'anno scorso, di solito si svolge in agosto, l'anno scorso abbiamo avuto più di 8.000 presenze e quindi questo significa questo tutto in una notte? È un volano per lo sviluppo del paese. Significa più lavoro per gli albergatori, più lavoro per i ristoratori, per tanti operatori economici, assolutamente sì, anche perché poi all'interno di questa manifestazione ci sono anche molti stand enogastronomici che all'interno della manifestazione vendono i loro prodotti, quindi anche un momento per farli conoscere, ma anche per guadagnare, diciamo. Certo, e quindi come dire, questa è una delle tante manifestazioni che si svolgono a Crusia, che con un riconoscimento da parte della Regione potrebbe davvero essere punto di riferimento per il territorio e soprattutto, dicevamo, dare impulso all'economia. Vedete come gli eventi poi riescono a far crescere un territorio. Torniamo invece agli eventi che voi avete programmato, che sono in itinere, perché dicevamo ce ne sono tanti. In particolare voi puntate sulla lettura, il libro che sembra insomma uno strumento, Antonio, quasi fuori moda. Potrebbe sembrare qualcosa di obsoleto, fuori moda, soprattutto diciamo, nei confronti dei piccoli, dei ragazzini, dei bambini, potrebbe rappresentare qualcosa di superato, invece non è così. Infatti io sto portando avanti da 4 anni, è emerso all'inizio della trasmissione, una rassegna di sensibilizzazione e formazione alla lettura. La rassegna prende il nome di Il libro mio amico. È una rassegna che è partita in via sperimentale il primo anno nel 2015 a Mirto che sia quasi per gioco, per verificare, per conoscere la gente come si approccia alla lettura. Ho coinvolto subito l'istituzione, l'ente locale, ho coinvolto la Chiesa, ho coinvolto le associazioni del territorio e lo abbiamo realizzato all'interno del territorio comunale di Corosia, quindi tutti gli oratori, tutte le scuole, plesso per plesso nelle scuole, perché anche con la scuola c'è un ottimo lavoro a livello scolastico, a livello perché crosiotto. Il sottotitolo della rassegna è sensibilizzazione e formazione alla lettura. La domanda è: perché c'è bisogno di sensibilizzare e formare alla lettura?
sensibilizzare perché ormai soprattutto i bambini, i giovani, i ragazzi, ma anche noi adulti siamo sempre più lontani, come dicevi tu, mentre mi facevi la domanda dal libro, e quindi abbiamo un contatto continuo, diretto con smartphone, tablet, PC e quant'altro. E magari vediamo il libro come un qualcosa di superato, a prescindere da quelli che sono i testi scolastici. Io lo dico sistematicamente, il libro, il testo scolastico è un sussidio che serve al docente a ulteriormente far migliorare, approfondire la disciplina, in classe e a casa. Ma il libro invece deve essere un qualcosa che deve far parte di noi, della nostra persona, della nostra identità, ci deve regalare dei momenti di sano relax. Attraverso il libro abbiamo la possibilità veramente di gustare qualcosa che va al di là di quella che è la realtà che viviamo nella quotidianità, e quindi possiamo viaggiare. Poi ovviamente attraverso il libro sensibilizziamo i ragazzi, adesso sensibilizziamo i giovani, soprattutto nelle scuole, attraverso il libro, la possibilità di migliorare il lessico, una maggiore ricchezza di vocaboli, la possibilità di viaggiare anche con la fantasia, perché c'è bisogno anche di viaggiare. Ma può essere anche il libro uno strumento che ci aiuti a mantenere alta l'attenzione per un momento, a concentrarci su un solo strumento, cioè su un libro, perché ormai c'è questa attenzione quasi multiforme, no? Leggiamo, lavoriamo, rispondiamo al telefono, poi facciamo un'altra cosa, riusciamo a fare più cose contemporaneamente, si è persa la concentrazione a volte solo, ad esempio, sul libro, sulla lettura del libro. Questo può aiutarci. Hai ragione, siamo bombardati quotidianamente, siamo bombardati di messaggi, di informazioni, bombardati proprio. E allora attraverso il libro... I ragazzi più di altri riescono ad avere questa Ma loro sono i nativi cultura, digitali, no? per loro per certi versi è pure normale, perché rientra nell'ordinarietà delle cose. Siamo noi adulti che adesso ci siamo adeguati a questo status, no? Invece attraverso il libro, lo sto dicendo un po' nelle scuole in cui sto portando avanti la rassegna, noi diciamo l'abbiamo diversificata, perché lo scorso anno per esempio siamo stati nel territorio della Presila, poi nella parte di Cosenza, Rende, Menticino, in queste zone qua. Quest'anno invece abbiamo puntato maggiormente nel Basso Ionio Cosentino, da Pietrapaola a Corliano, nella Valle del Trionto fino a Longobucco, Bocchigliero, Cropalati, tutte queste belle realtà, questi bei comuni, questi bei centri. E io ai ragazzi sto sottolineando questo aspetto: prendiamoci un po' di tempo, tutto per noi, alla sera, nel pomeriggio, quando vogliamo, proprio quei 10 minuti per rilassarci. Il libro non deve essere un impegno, un ulteriore impegno quotidiano, deve essere un momento di sano relax. Certo, e tra l'altro bisogna dire anche che i libri sono molto molto vicini a volte ai giovani, perché è anche sbagliata l'idea che i ragazzi non leggano. Ci sono ragazzi appassionati della lettura o attraverso queste iniziative che scoprono il piacere di leggere, e quando i ragazzi scoprono una passione vanno fino in fondo. Conosciamo l'entusiasmo soprattutto degli adolescenti, sì, no? Quindi è anche una visione sbagliata quella di dire tutti non leggono. No, infatti sfondi una porta aperta, perché io innanzitutto quando arrivo nelle scuole faccio un po' un'indagine, forse per deformazione professionale, e cerco di rendermi conto quella che è la realtà. In questa città quanto si legge? Punto di domanda. Lancio una slide e i ragazzini cominciano a darmi delle risposte, cominciamo a interagire. Ci sono delle realtà anche piccole, in cui c'è una certa propensione alla lettura, perché comunque statisticamente è provato che si legge di più nelle regioni del centro-nord rispetto a quelle del sud, si legge di più nelle città metropolitane, quindi nelle realtà più grandi rispetto ai piccoli centri, perché magari ci sono maggiori stimoli, ci sono maggiori opportunità di approcciarsi alla lettura. Però anche da noi, nelle piccole realtà, ci sono tanti ragazzini che leggono. E io ho portato negli anni passati, mi è capitato di portare una testimonianza di coloro che io definisco, l'assessore conosce bene, ex bambini,
Fra gli ex bambini ho portato mio figlio, un divoratore di libri che ha cominciato con i fumetti, con Topolino. Lui dice di essersi innamorato del Topolino perché c'era la mamma che era appassionata di Topolino e ha proseguito su questa scia. Dal Topolino adesso ormai universitario, sta completando anche gli studi universitari, innamorato però della lettura. Cioè l'argomento lo approfondisce, va a sviscerare in tutte le sue sfaccettature. No, perché poi i ragazzi quando fanno una cosa la fanno bene, assolutamente la fanno bene. Ma la lettura tu mi insegni che comunque crea dipendenza. Assolutamente, una buona dipendenza, che ce ne siano di queste dipendenze. Bisogna anche dire altro e sfatare anche qui un pregiudizio, cioè che nelle scuole ci sono molti buoni insegnanti che invitano alla lettura, fanno leggere dei libri, e quindi mi piace sottolineare anche questo impegno che non sempre viene invece valorizzato. Ma sto trovando, scusami se ti interrompo, sto trovando in tante realtà, ottime iniziative all'interno delle scuole dedicate proprio alla lettura. Dirigenti scolastici e docenti che si occupano proprio di questo aspetto, cercando di portare i ragazzi a leggere sempre di più. E io sto vedendo anche dei miglioramenti, dei processi migliorativi all'interno delle scuole, e tanti ragazzi dopo i nostri incontri, ecco perché di sensibilizzazione, formazione, perché quelli di formazione sono prevalentemente riservati agli adulti, a docenti e quant'altro, ma di sensibilizzazione. Dopo i nostri incontri, tante persone, soprattutto i più piccolini, chiedono agli insegnanti cosa posso acquistare, che libro io posso prendere da leggere, e questo per noi è un segnale positivo. Poi ritorniamo anche alla vicinanza, no? Perché è importante che i ragazzi conoscano e vedano gli scrittori e non li considerano delle persone lontane, no? Ma delle persone vere che fanno un lavoro vero. Prima però di arrivare a questo, Assessore, le biblioteche in un comune come il suo, ma in tanti piccoli comuni della Calabria, sono ancora un baluardo importante o sono dei luoghi dimenticati, e come possono tornare ad essere utili? Allora, per quanto riguarda le biblioteche, questo è veramente un tasto dolente, perché purtroppo istituire una biblioteca comunale non è cosa semplice, nel senso che il comune dovrebbe già essere in possesso di moltissimi testi, avere a disposizione un locale per adibirlo a biblioteca, e allo stesso tempo dovrebbe aver bisogno, ha bisogno della figura del bibliotecario. Tutte queste tre cose messe insieme fanno un po' da deterrente all'istituzione di una biblioteca. Purtroppo sono pochi i paesi che sono dotati di una biblioteca. Nel mio io sto cercando di istituirla, quindi grazie alla generosità di alcuni ex librai sono riuscita, o comunque di alcune famiglie che erano in possesso di una biblioteca anche importante, sono riuscita a venire in possesso di molti testi. Purtroppo attualmente nel mio comune manca ancora un luogo da poter adibire a biblioteca, perché ovviamente deve essere anche un luogo idoneo non soltanto a contenere i libri, ma anche a dare la possibilità di visionarli, e allo stesso tempo ci sarebbe bisogno anche poi di fianco alla parte cartacea di avere una parte multimediale che faccia da attrattiva proprio per i ragazzi, perché come dicevamo prima i ragazzi principalmente sono attratti dall'uso dei computer eccetera, però facendo unendo le due cose, magari riusciamo a produrre un buon risultato. Diciamo che nelle mie velleità di assessore alla cultura spero e mi auguro di riuscire entro l'anno prossimo ad aprire finalmente, ad istituire la prima biblioteca comunale di Crosia, e spero che poi questa biblioteca sia effettivamente un luogo frequentato. Purtroppo anche laddove so esistere biblioteche comunali sono attualmente poco frequentate. Certo, ma anche perché forse non è intesa molto come servizio. Posso aggiungere su quello che diceva l'assessore, posso aggiungere una nota, penso positiva.
anzi ti porto 3 testimonianze diverse. La prima è sul Rossano Centro. Stiamo effettuando con la diocesi di Rossano un ottimo lavoro. C'è la biblioteca diocesana che è dedicata ai santi Nilo e Bartolomeo a Rossano Centro. Questa biblioteca diocesana è stata ristrutturata da qualche anno e adesso la stiamo rivalutando, creando. Il padre arcivescovo, Monsignor Sarriano, ci tiene anche tanto a questo aspetto, non solo come biblioteca, quindi come sede deputata a momenti di studio e di approfondimento, di lettura, ma anche come centro di aggregazione sociale, quindi come momenti anche di socializzazione. Ed è quello che volevamo dire, ecco, perché molte volte quando si parla di biblioteca non si pensa a un servizio. La biblioteca bisogna che abbia degli orari di apertura e di chiusura. Ecco, invece a Rossano stiamo facendo questo lavoro, un lavoro di incontri, momenti di interazione, momenti di confronto su determinate tematiche, in modo tale da vedere questa luce accesa durante la sera, una nota positiva. E poi quello che volevo dire all'assessore, e volevo aggiungere una nota positiva su Crosia, nei prossimi giorni, probabilmente, non so il giorno preciso, in una delle scuole di Crosia, all'interno dell'istituto comprensivo, precisamente nella scuola primaria della frazione Sorrenti, hanno realizzato un'aula dedicata alla lettura. Questa è cosa bella. Questa è una cosa bella, so che verrà inaugurata nei prossimi giorni. E poi invece Acropalati, un'altra piccola, ti porto gli esempi un po' di carattere territoriale. Acropalati invece all'interno di un locale comunale hanno realizzato una bella biblioteca, all'interno della quale struttura si realizzano anche tante conferenze, iniziative di carattere socioculturale, probabilmente anche il Consiglio Comunale, non so se lo fanno in quella sede, però è all'interno della biblioteca ed è una nota quindi positiva. Devono vivere, perché laddove non c'è questa va vissuta, una location va vissuta, non bisogna deporre dei libri in uno scaffale e poi magari spolverare le sostanze. Se i ragazzi sono ben stimolati, allora rispondono bene. L'offerta culturale anche nel mio comune è veramente variegata, c'è l'offerta di questa bella iniziativa, il libro Mio Amico, ma anche l'offerta per una stagione teatrale. Abbiamo quest'anno anche messo in campo una stagione concertistica, cioè la nostra offerta culturale ormai è su tutti i fronti e su tutti i campi della cultura e dell'informazione, quindi di continuo facciamo eventi che possano mettere i giovani in contatto sia con il contenuto dei libri, ma anche dell'informazione in sé per sé, per renderli cittadini consapevoli del territorio in cui vivono, ma anche di una realtà ancora più grande che quella italiana. Cioè creare cittadini consapevoli riesce a creare poi uno sviluppo territoriale che sicuramente va a beneficio di tutto il territorio. Quindi dicevo, i ragazzi, se stimolati, rispondono benissimo. Proprio oggi ho partecipato insieme anche al dottore Iapichino ad un concorso musicale che si è tenuto a Crosia, che ha avuto la durata di 2 giorni. Oggi era il giorno conclusivo, ma abbiamo avuto modo veramente di ascoltare dei ragazzi che frequentano le scuole medie, ma con un talento così grande, con una passione, con una partecipazione, una condivisione che veramente poi stride con quello che è il concetto generale dei giovani disinteressati a qualsiasi e mi trova perfettamente d'accordo. Complessivamente sono arrivati a Crosia in questi 2 giorni 1000 concorrenti. Benissimo. 1000. No, mi piace sottolineare che poi i ragazzi sono quelli che trainano le famiglie, quindi insomma sono davvero il motore poi di un territorio. Siccome siamo quasi in chiusura, ti volevo chiedere, Antonio, quanto è importante per un ragazzo, per un territorio, avere il confronto con un autore, quindi vederlo fisicamente, poterci parlare, quindi non leggere soltanto il lavoro, ma vederlo da vicino. Sì, è importante, tant'è che nei primi anni della rassegna del libro Mio Amico ho portato una serie di autori, editori ed esperti proprio di su questa tematica qua e li ho fatti confrontare con i giovani, con i ragazzi, in modo tale che loro
si potessero interfacciare con gli autori, fare le domande più disparate, cioè praticamente quanto costa fare un libro, da dove inizi, cosa si fa, a chi ci si deve dedicare. Ecco, ricorda anche lei, e c'è stato questo approccio diretto, continuo. L'estate scorsa, ad esempio, abbiamo realizzato un'altra iniziativa, Crosia in Cultura. Abbiamo fatto una mini rassegna, ecco, quella per esempio è stata sperimentale perché è stata la prima edizione, mi auguro quest'anno di poter ripetere e ampliare ulteriormente questa attività, offrendo una serie di occasioni anche al pubblico, perché poi è un pubblico variegato, soprattutto nel periodo estivo, in quanto la cittadinanza di Crosia abbiamo detto che è di oltre 10.000 abitanti. Però d'estate la gente arriva, ci sono tantissimi turisti, arriviamo quasi a 30.000 persone. E attraverso Crosia in Cultura l'opportunità anche di poter dialogare su varie tematiche, anche con gli autori. Certo, siccome siamo davvero in chiusura, torniamo all'inizio, sinergia, cioè l'amministrazione senza il contributo delle iniziative private potrebbe lavorare così come si lavora? Assolutamente no. Assolutamente no. Senza la rete non si va da nessuna parte, perché appunto quando le risorse economiche sono poche, allora o ci si impegna tutti quanti insieme, quindi col contributo di tutti si riesce a realizzare anche grandi cose, da soli non si può assolutamente riuscire, e questa sinergia che si è creata è visibile e tangibile anche nella C'è stata anche una crescita, diciamo, economica parallelamente a questa culturale in questi anni? Assolutamente sì, cioè nel nostro comune da quando ci siamo insediati e da quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo potuto notare che mentre altrove molti negozi chiudevano, da noi invece a molti veniva proprio la voglia di investire, perché sentiva proprio un senso di rinascita. Sarà stato per tutti gli eventi che abbiamo messo in campo durante tutto l'anno, sarà stato per la vicinanza e la presenza sempre delle istituzioni in ogni occasione, con grande sacrificio ovviamente, però l'abbiamo fatto. La gente, non so, forse ha sentito di poter fare affidamento su un'istituzione che potesse poi sostenerli nei momenti di bisogno. Quindi dobbiamo proprio chiudere, quindi la risposta è sì, abbiamo cambiato il paradigma. La risposta è sì, però c'è bisogno di professionalità, di calendarizzare, e noi abbiamo cercato a Crosia anche di destagionalizzare l'offerta, quindi un'offerta culturale che ci sia per 365 giorni l'anno. E su questo chiudiamo, grazie per essere stati con noi, grazie a te, grazie ai nostri ospiti in studio, a Michele Cava qui in studio, Enzo Leonetti in regia, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.